Cari amici ascoltatori, eccoci qui con Armando Zanotto. Ciao Armando, Ciao, ci troviamo Bruno. per la seconda volta in 2 giorni Bene. con il tema i fiori che si mangiano. E Armando ha oggi una seconda ricetta straordinaria. Ricordatevi che tutti i giorni va in onda questa trasmissione sulla piattaforma Veneto Globe, che riprende il suo, la sua grande performance per portare le eccellenze del Veneto in tutto il mondo, perché noi siamo in Radio Conegliano, siamo in streaming e siamo addirittura in televisione, ma per questo basta digitare sul vostro computer Veneto Globe e troverete la pagina di Veneto Globe e lì potete spaziare tra naturalmente le trasmissioni che facciamo tutti i giorni, e troverete anche le trasmissioni e rivedere le trasmissioni di Armando con le ricette. Questa è una ricetta più impegnativa di quella di ieri, perciò lascio subito la parola ad Armando che ce la spiega. Voi ricordatevi, ve la potete poi rivedere in streaming. Bene, grazie Bruno. Cari amici e amiche ascoltatrici, qui abbiamo quest'oggi abbiamo un piatto meraviglioso, semplice da fare, il piatto che ama, diciamo, tutta la gente, il riso, anzi se mangiate un riso, applicate un sorriso di più, miei cari signori, chi che non ride, deve mangiare il riso, che quindi dà un'emozione più simpatica. Allora, per 4 persone vi faccio un risotto al radicchio rosso di Treviso, sempre questo fiore stupendo che si mangia, con zafferano. Quindi prendete 4 cespi di radicchio, lo spuntate dalla radice e dalle cime e lo tagliate tutto a julienne. Julienne sarebbe tutto a filini sottili, lungo così. Circa 4-5 centimetri, lo lavate e lo asciugate. Poi come ingredienti ci vuole 250 grammi, 300 di riso vialone nano. Perché vialone nano? Perché vialone nano emana molti più amidi, quindi avete un risultato del risotto che è più bello, più cremoso, morbido. Cremoso, bravo, ecco, quindi non è che, invece se noi prendiamo un Carnaroli, Bruno, non mi manda fuori tutti questi amidi qua, e quindi abbiamo un risotto con i chicchi più staccati. Poi ci vuole un buon brodo vegetale fatto con tutte verdure, gli mettete una segoia, una gamba di sedano, un massetto di prezzemolo, gli mettete una carota e fai boger sto brodo così per una decina di minuti, e che quindi questo serve per bagnare il risotto. Poi ci vuole una generosa macinata generosa di pepe nero, se non avete, se no pepe bianco, possibilmente macinato fresco al momento, che dà un profumo più buono, più meraviglioso. Poi un 50 grammi di burro e un 50 grammi di parmigiano grattugiato. Ovviamente 2 bustine di zafferano che le sciogliete tutti in acqua, e questi sono gli ingredienti. Ed un piccolo scalogno o una piccola cipolla finemente tritata. Il procedimento è semplicissimo. Con una goccina d'olio lasciate appassire la cipolla finemente tritata, versate il riso, lo lasciate tostare fino a quando con una mano sentite che è caldo. Dopodiché, se volete essere generosi, siccome che abbiamo sempre questi bei prodotti della nostra marca trevigiana, che io adoro e che io cerco sempre di parlarne, perché la nostra terra è ricca di questi prodotti, deghe una bella imbriagata su de vin prosecco, se generosi, non state a essere un po' così avari, siete generosi, lo lasciate evaporare e poi continuate la cottura bagnandolo intanto in tanto con il brodo. A metà cottura metterete dentro il zafferano sciolto nell'acqua, il radicchio, e completate la cottura, se occorre bagnando ancora, fino a cottura al dente. Spegnete il fuoco, il fornello, e fate la mantecazione fuori del fornello. Mettete il burro, il parmigiano e una bella macinata di pepe, siete generosi. Mantecate molto forte il tutto e servite questo risotto che è stupendo. Ecco, a me viene già
l'acquolina. Poi il colore, Bruno, il colore che ha questo risotto, un giallo oro, un giallo solare, diciamo. E già solo con quello te lo mangi con una grande gioia. Guarda, a quest'ora viene l'acquolina in bocca veramente. Ci credo, guarda. care signore, vi faccio vedere l'acquolina perché è vicino mezzogiorno, quindi comunque io vi ricordo che queste ricette le trovate sui libri che Armando scrive. Fa, sì. È da molti anni che lui si occupa di cucina, 55 anni che si occupa di cucina, e ha incominciato a mettere le sue idee di cucina in un libro che ha messo a disposizione. Le trovate nelle librerie di Conegliano e potete non soltanto la ricetta di oggi, ma anche molte altre ricette. Ecco, Armando, cosa dire in chiusura di questa trasmissione? Intanto dare appuntamento per la prossima settimana, per il prossimo giorno, per domani, per un'altra grande ricetta. Augurarvi buon appetito, che quello non manca mai. Buon appetito, ma dire anche che Armando Zanotto, le sue fantasie in cucina le sono venute anche per una grande donna che ha a fianco, che è la Ave. Ave, sì, perché dice pure che vuoi, però se te ha una maestria da Dio e Spae che ti spinge, è un aiuto grande. Ecco, io ho avuto questa fortuna. Diciamola così, che a fianco a un grande uomo c'è sempre una grande donna. E allora domani noi saremo qui ancora con voi a darvi notizia della terza ricetta che vi proponiamo questa settimana. Ciao Armando, ciao a tutti, arrivederci a tutti, e buon appetito, ciao.